Avete mai visto il miele di Edera? È questo qui, vedete? Questo è il colore caratteristico del miele appena smelato, ovvero appena tolto dai telaini. Vedete questo bel colore ambrato? Adesso viene messo all'interno di questo filtro in modo che si purifichi, si decanti e poi diventi qualcosa di veramente speciale che adesso vi faccio vedere. Ma è questo davvero? Diventa così. Dopo quanto tempo? E dipende quanto edera c'è dentro. Un giro di 2 o 3 giorni lui diventa una crema così. Bianca. Bianca, Il è un miele, colore- uno dei mieli bianchi. Quindi possiamo anche assaggiare. È veramente, ha una consistenza che sembra più una crema che non un miele, vero? È una crema, infatti chi lo conosce miele di edera, ma dicono che è fantastico. Mamma mia. Mi dicono che assomiglia un po' a Nutella, però questa è una Nutella nostrana. Non sono mica sicuro, bisogna... perché... Tanto è mio questo qua, non lo vedo. Ecco, ecco. Com'è? Ma non sono mica convinto, sai. Sai com'è. Sì, va bene.